Buongiorno a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati nel mio canale e benvenuti in questa nuova playlist, in questo nuovo format dove ho deciso, a valle della presentazione del capitolo sullo studio dei Joseki nel libro di Toshiro Kageyama, The Lessons of Fundamentals of Go, appunto di cominciare questa playlist dove di lezione in lezione, di puntata in puntata, cercheremo di sviscerare insieme lo studio di Joseki. Allora, per tutti i dettagli relativi allo studio di Joseki, naturalmente vi invito a guardare quel video, vi lascio il link in descrizione sotto. Come già avviene per gli altri video e per le altre playlist, non so quanto tempo riuscirò a dedicare anche a questa in termini di frequenza di uscita delle puntate, perché è un lavoro lungo e dispendioso, però ritengo, come ho detto in molte altre occasioni, che questa uscita molto lenta di un video dall'altro fa abbastanza scopa con il concetto stesso del Go, nel senso che dopo aver imparato qualcosa bisogna implementarlo e provarlo nel Goban. Cominceremo quindi stasera con una piccola presentazione. Infatti, come potrete notare, questa lezione ha una veste un po' nuova, nel senso che mi sono procurato, anzi meglio dire costruito da solo, la lavagna magnetica per giocare a Go. Volevo così farvi una piccola carrellata su come sono riuscito a costruirla, in modo che se qualcuno di voi ha un club, visto che costano quelle, diciamo, che si comprano, costano più di 100 euro, sono abbastanza costose e oltre che difficili da trovare, in realtà con pochissimi materiali acquistati a prezzi bassissimi da qualche negozio di cinesi si riescono appunto a fare. Come sono riuscito allora a realizzare questa lavagna? Prima della lavagna la cosa più importante era quella di riuscire a costruire le pietre. Allora l'intuizione mi è venuta passando appunto per un negozio, un rigattiere di quelli che vendono appunto oggettistica di origine cinese, quelli a tutto a €1, le famosissime chips da poker, quindi le fish da poker, ok? Con 8 euro ho comprato una scatola di fish che ne contiene appunto 200, altri 8 per cui 16 euro una seconda scatola. Sono riuscito a fare circa 400 pietre. Voi sapete meglio di me che per giocare a Go generalmente i set ne hanno 181 nere e 180 bianche, per cui siamo coperti. Le fish naturalmente erano colorate di tutti i colori, allora le ho semplicemente distese su un tavolino e con una bomboletta spray le ho pitturate di nero e di bianco. Sempre nel negozio cinese sono riuscito a trovare dei fogli magnetico-adesivi, quindi dei foglietti più o meno grandi di questa dimensione qui, che avevano da un lato un adesivo e dall'altro invece erano lisci però magnetici, quindi ritagliando dei quadratini, come potete notare, ritagliando dei quadratini sono riuscito a renderle magnetiche. Ecco che le pedine, anzi le pietre, stanno tranquillamente adese a qualsiasi superficie magnetica. Come ho prodotto invece il Goban magnetico? Semplicemente utilizzando due scaffali 40x80 uniti insieme, due scaffali di quelli lì delle scaffalature metalliche unite insieme attraverso due bulloni, e attraverso della carta adesiva color legno li ho foderati e poi con un pennarello indelebile ho tracciato le linee. Ecco, questo è uno stratagemma che veramente secondo me devo aver speso al massimo 35-40 euro di materiale. Sono riuscito con un po' di pazienza e con due validi aiutanti sono riuscito a produrre il tabellone, per cui ho deciso di metterlo in opera proprio con questa nuova playlist sullo studio di Joseki. Quindi, chiusa questa parentesi, questa introduzione e questo intrattenimento, cominciamo con la puntata 0 dei Joseki, nel senso che prima di addentrarci nel Joseki, quindi nello studio di tutte le varie risposte che possono avere le aperture sul Sansan, sul Komoku, sull'Oshi, eccetera eccetera, volevo introdurvi a un concetto
fondamentale che fino ad ora non ho mai detto, o magari ho detto ma poteva sembrare un po', passatemi il termine, esoterico, nel senso che esteriormente magari si capiva un po' il concetto, ma il vero significato intrinseco non era mai permeato. Quello che voglio cercare appunto di dirvi è che già dall'apertura, quindi già dalla prima mossa, quindi che sia essa su un Oshi, che sia essa su un Komoku, che sia essa su un Sansan, anzi giochiamolo di qua, su un Sansan e oppure un altro Oshi, ok? Già da queste prime mosse noi stiamo impostando la nostra partita. Certo, abbiamo solo 4 pietre giocate, il Goban è ancora completamente vuoto, per cui risulta difficile, soprattutto agli occhi di un neofita, cercare di capire in cosa potremmo aver imbastito, in cosa potrebbe consistere questa, diciamo, questa struttura posticcia della partita. È quello che cercherò di dirvi adesso con poche parole. Allora, per quelli di voi che si sono già avvicinati allo studio del Joseki, avrete potuto notare che il Joseki parte da un presupposto. Okay? Qualsiasi tipo di sequenza parte da un presupposto, e questo presupposto è la posizione della prima pietra posta nel Goban che è da approcciare. Ok? Questo cosa significa intrinsecamente? Significa che la prima pietra giocata, ok, già quella fa parte, se vogliamo, del Joseki che sta scegliendo nero di utilizzare. Ok? Il Joseki che poi sceglierà, in questo caso bianco, per approcciare la pietra di nero, ok? Sarà diciamo scelto in base a quello che bianco ha intenzione di fare della propria partita. Vorrà sviluppare una partita sul territorio subito, sicuro, farà un tipo di Joseki. Vuole fare un Joseki che lo aiuti a sviluppare subito molta influenza verso il centro, perché ha deciso di impostare la sua partita nell'influenza e nel controllo del centro, farà un altro tipo di Joseki. Non preoccupate, li vedremo tutti quanti. L'attenzione che invece stasera io vorrei fosse posta è proprio sulla prima pietra, ok? Io all'inizio, come credo molti di voi, non ero molto consapevole del significato e dell'importanza che aveva giocare la prima pietra, ok? Io ricordo che quando ho cominciato a sgrezzarmi un pochettino, per cui ero arrivato intorno al 20° 18° Q, avevo letto e analizzato in modo abbastanza sommario un libro abbastanza famoso, che è un compendio che comprendeva tutte le partite giocate da Onimbo Shosaku, e mi ero affezionato al suo modo di aprire, no? Nei 4 Komoku, aggirandola in questo modo qui. Lui tendeva sempre ad aprire in questo modo qui. Però lo facevo perché? Perché lo faceva Onimbo Shosaku, ma non perché io comprendessi il significato di queste mosse qui. Un po' alla volta ho cercato anche di capire, e alla fine credo di essere nel mio piccolo riuscito a capirlo, e ho scoperto che in realtà questo tipo di apertura non faceva per me, o per quello comunque che era il mio stile personale di gioco. Allora, ve ne riassumerò le tre più famose, quindi Sansan, Oshi e Komoku. Okay. Allora, partiamo dal Sansan. Okay. Una persona, un giocatore che apre dal Sansan, premesso che è un'apertura abbastanza desueta oggigiorno, soprattutto con l'avvento delle intelligenze artificiali, vedi Lila, vedi AlphaGo, AlphaZero, si è notato che il computer non apre quasi mai sul Sansan. Il Sansan è una posizione che è quasi, diciamo, una dichiarazione palese del fatto che si vuole a tutti i costi l'angolo. Ok? Questo cosa significa? Significa che qualunque approccio tenterà di fare, per esempio bianco, in questo caso qui, ok, renderà la possibilità a nero di chiudersi in qualche modo l'angolo. Di conseguenza, però, visto che il Joseki, il dogma è che avvantaggia sia un colore, sia un giocatore che l'altro,
automaticamente bianco tenderà a fare influenza verso il centro. La prima mossa, quindi importantissima nel Sansan, ci sta assicurando la possibilità di avere del territorio sicuro. Sta a noi quindi poi scegliere, perché se noi entrambe le nostre prime due mosse nel Fuseki, che generalmente sono appunto agli angoli, decidiamo di giocarle entrambe nel Sansan, noi sappiamo che stiamo investendo tutto il nostro effort, tutto il nostro sforzo sulla conquista forsennata degli angoli. Ok? Questo ci darà sicuramente probabilmente un vantaggio, ok? Però potremo trovarci in difficoltà in futuro, perché se anche una sola mossa, anche se il Goban è ancora vuoto e anche se abbiamo la sensazione che si possa ancora giocare e fare qualcosa in giro, una mossa così bassa, ok, potrebbe crearci problemi in futuro nel medio gioco. Lo vedremo con calma più avanti nelle puntate. Quindi abbiamo detto Sansan. Uno che gioca nel Sansan come prima mossa, il mio consiglio è quello di provare, di fare dei tentativi e giocare la seconda mossa invece per esempio su un Oshi oppure su un Komoku in questa posizione qui. Perché se un Komoku per esempio come quello venisse approcciato per esempio da bianco in questa posizione o in questa posizione, potrebbe tranquillamente chiudersi di qua e creare, vedete, uno spazio molto grande e un principio di influenza in questa posizione. Viceversa, se bianco volesse approcciare da quella parte lì, ecco, nero potrebbe tranquillamente provare a venire fuori in questa posizione e cominciare a creare il famoso Nick and Toby, molto utile poi allo sviluppo della base e quindi cominciare a legare anche con l'altra parte. Quindi non investiamo subito tutto nel Sansan, nella mossa sicura, ma proviamo ad investire anche o nell'Oshi o nel Komoku. Vediamo adesso invece un'apertura su un Oshi che opportunità ci dà, ok? Quindi le mosse tanto amate dalle intelligenze artificiali. Ecco, l'apertura dell'Oshi è standard. Perché dico standard? Perché, lo ripeto, le intelligenze artificiali ne fanno grandissimo uso in questo momento storico, ma penso che ormai sarà così, e sono un tipo di apertura che enfatizza, per quanto siano solo a un incrocio di distanza dal Sansan, enfatizzano molto di più l'influenza verso il centro e si predispongono, per così dire, a un'invasione. Ok? Un giocatore che gioca nel Sansan deve essere pronto a un Kakari, molte volte anche violento, di bianco, che tenderà a voler entrare nell'angolo, se non addirittura ad invadere nel Sansan. Di conseguenza, se un giocatore gioca con questa consapevolezza nell'Oshi, sappia che il vero scopo di un'apertura Oshi è quella di porre due basi. Se bianco mi invade, io faccio una grandissima influenza verso l'esterno e ne ho vantaggio. Se bianco mi fa un Kakari e comincia a giocare un Joseki, che vedremo in futuro, in base a Joseki che farà bianco, avremo la possibilità di crearci del territorio, per esempio con il classico Joseki d'angolo nell'Oshi, eccolo qua, di crearci del territorio sicuro in questa posizione qui. L'ultima apertura che va ad imbastire la nostra partita è la via di mezzo, ovvero il Komoku. Il Komoku è un ottimo modo di cominciare perché può essere una chiusura sicura dell'angolo di una porzione di lato, ma può essere anche un trampolino verso il centro per fare influenza. Di conseguenza, nel modo che ho io di giocare in questo periodo è o aprire con due Oshi in questa maniera qui, ok, votandoli tra virgolette a un Kakari molto
importante da parte di bianco, oppure aprire come seconda mossa nell'Oshi, nel Komoku, per cui dopo aver aperto nell'Oshi, poniamo che bianco se ne venga a aprire qui, l'apertura nel Komoku di nero, appunto, quindi giocare per esempio in questo modo qui. Giocando in questo modo qui, cosa può succedere? Può succedere che bianco voglia venire, vedendo queste due pietre che cominciano a parlarsi, potrebbe voler venire ad approcciarmi in questa direzione qui. Allora una risposta tipica potrebbe essere la chiusura qui e con questo appunto Shimari chiudere l'angolo e costringere bianco, che per l'appunto adesso è da solo contro due pietre, a fare un'estensione. Ecco che questo è già un approccio di Joseki e permette quindi di chiudere qui e di avere un trampolino di lancio verso il centro per fare controinfluenza a bianco, che qui adesso sta diventando forte. Ritengo sbagliato personalmente, o comunque poco produttivo, tentare di salvare forsennatamente un angolo dove c'è stata un'apertura in Oshi, per cui se per esempio dopo aver fatto questo il bianco viene qui, oltre che essere uno sbaglio clamoroso del Joseki, farsi prendere dal panico e andare a chiudere l'angolo in questa posizione qui, perché per come stanno le cose l'angolo, se un avversario è bravo, è ancora invadibile. Naturalmente, come spiegato nel libro di Kageyama, il Joseki, che appunto vedremo, ha un valore di un certo tipo se giocato localmente nell'angolo, però cambia totalmente significato in funzione delle pietre che ci sono intorno, ma questi sono dettagli che vedremo di puntata in puntata. Ripeto quindi che l'apertura deve essere una proiezione del nostro modo di voler approcciare la partita intera, ok? Se guardate le partite tra i professionisti, cito ormai il famoso, per non dire famigerato, Masaki Takemiya, fa aperture molto ampie perché anche nel Fuseki tende sempre a come a voler far finta di volersi fare invadere, ok? Consapevole che quei punti che perde dalle invasioni in realtà sono degli investimenti per il futuro della partita nel controllo del centro. Sono approcci diversi, però ponete subito attenzione a questo tipo di concetti e non aprite, passatemi il termine a caso perché vi è stato detto, perché avete studiato che si deve aprire negli angoli, ok? Certo, si deve aprire negli angoli perché poi lo studio dei Joseki ci insegna che gli angoli sono i punti in cui si può facilmente capitalizzare del punteggio, però ogni apertura nell'angolo ha un significato, ok? Se voi non siete ancora molto avanti con la vostra carriera agoistica, il mio consiglio è quello di fare delle aperture, magari finché giocate anche contro giocatori di livello basso o comunque di livello pari al vostro, se siete, parlo intorno tra il 30° e il 20° Q, anche fino al 17°, potete tranquillamente giocare nel Sansan per tenervi sicuri, impararvi dei bei Joseki nel Sansan, saranno infatti i primi che andremo a vedere con le prossime puntate, oppure nei Komoku, ok? L'Oshi comincia a diventare già un po' più ostico perché comincia ad avere già tutta una serie di variabili che nel Sansan in realtà non troviamo. Grazie ancora per l'attenzione e approfitto per così dirvi anche la mia sulla situazione che stiamo vivendo in Italia. Ho letto un'iniziativa dove si chiedeva agli youtubers, per quanto avessero la possibilità di perpetuare ormai il mantra di restare a casa. Io sono ormai a casa da 3 settimane, restiamo a casa tutti quanti finché non passerà questa brutta pandemia, anzi approfittiamo del tempo libero che abbiamo a casa per giocare a Go, magari online, o se qualche parente vostro non è ancora coinvolto nel Go, coinvolgetelo, insegnatelo, presentategli il mio canale e iscrivetevi e sarò ben felice di vedere la comunità crescere e di aiutare tutti con questo fantastico gioco.
Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video che probabilmente sarà forse l'inizio dei Joseki sul Sansan. Ciao a tutti quanti.